Oggi parliamo di una giovane donna straordinaria, una luce brillante che ha illuminato il mondo con la sua forza, la sua fede e il suo coraggio. Il suo nome è Chiara Badano, ma molti la conoscono come Chiara Luce, un nome che riflette la sua luminosità interiore e l'impatto che ha avuto sulle vite di coloro che ha incontrato. Chiara, nata in un piccolo paese chiamato Sassello, ha vissuto solo 19 anni, ma durante quel breve periodo ha vissuto una vita che ha ispirato milioni di persone in tutto il mondo. Fin da giovane, Chiara ha abbracciato il movimento dei focolari e ha dedicato se stessa agli altri, specialmente ai bambini e agli anziani. Era un'attivista appassionata, un'anima generosa che si preoccupava sinceramente del benessere degli altri. Ma la sua strada è stata segnata da una terribile sfida. A soli 17 anni, Chiara è stata colpita da un osteosarcoma, un cancro osseo aggressivo. Nonostante la sua giovane età, ha affrontato questa malattia con una determinazione inarrestabile. Ha subito operazioni, chemioterapia e radioterapia, ma non ha mai perso la sua fede incrollabile. Nonostante le sofferenze fisiche e l'incertezza del futuro, Chiara ha continuato a brillare con una luce interiore che non poteva essere offuscata. Ha trovato la forza di aiutare gli altri, donando i suoi risparmi per le missioni umanitarie e creando lavori artigianali per raccogliere fondi per la beneficenza. La sua generosità e il suo amore per gli altri rimarranno per sempre un esempio di altruismo e compassione. Ma cosa ha reso Chiara così straordinaria? È stata la sua gioia contagiosa, la sua capacità di trovare bellezza anche nelle situazioni più difficili. Era una giovane donna che aveva accettato il suo destino con una serenità sorprendente, considerando il momento della sua morte come un matrimonio con Gesù stesso. La sua fede le ha dato la forza di affrontare la sofferenza con dignità e speranza. E oggi, mentre ci riuniamo qui per celebrare la sua vita e il suo impatto sul mondo, dobbiamo chiederci: cosa possiamo imparare da Chiara? Possiamo imparare a vivere ogni momento con gratitudine e gioia, a trovare la bellezza nelle piccole cose, a essere generosi verso gli altri nonostante le nostre sfide personali. Chiara ci insegna che non importa quanto tempo abbiamo sulla Terra, ma come scegliamo di vivere quel tempo. Ci insegna che anche nella sofferenza possiamo trovare un senso di scopo e significato, che possiamo trasformare le nostre prove in opportunità per crescere e ispirare gli altri. Vi invito oggi a portare con voi lo spirito di Chiara Badano. Accendete la vostra luce interiore e diffondete amore e compassione nel mondo. Siate fonti di ispirazione per coloro che vi circondano, proprio come Chiara lo è stata per noi. Che la sua vita straordinaria continui ad illuminare il nostro cammino e che possiamo trovare forza nel suo ricordo. Grazie. Ho riscoperto il Vangelo sotto una nuova luce. Ho scoperto che non ero una cristiana autentica perché non lo vivevo sino in fondo. Ora voglio fare di questo magnifico libro il mio unico scopo. Non voglio e non posso rimanere analfabeta di un così straordinario messaggio. Come per me è facile imparare l'alfabeto, così deve essere anche vivere il Vangelo.
Preghiera a Beata Chiara, Luce Badano. O Padre, sorgente di ogni bene, ti rendiamo grazie per l'ammirevole testimonianza della Beata Chiara Badano. Animata dalla grazia dello Spirito Santo e guidata dall'esempio luminoso di Gesù, ha creduto fermamente nel tuo immenso amore, decisa a ricambiarlo con tutte le forze, abbandonandosi con piena fiducia alla tua paterna volontà. Ti preghiamo umilmente, concedi anche a noi il dono di vivere con te e per te, mentre osiamo chiederti se rientra nel tuo volere la grazia per i meriti di Cristo, nostro Signore. Amen. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.